Allora, si parla spesso di Catalogna, si porta ad esempio quanto sta accadendo in Catalogna e in Scozia, e quindi sentiamo Roger Fernandez Urbano, che insegna integrazione europea all'Università di Barcellona, e mentre parla il professore sarà gentilmente l'interprete è Gian Gerbellato, fa lei da traduttore non simultaneo ma quasi. Yes, yes. So you have slides, like show another slide. We have a lot of things. First of all, thanks for giving me this opportunity to come here, and only say that I will try to be the most objective possible to explain the Catalan situation. Ringrazio molto per essere qui, avete già capito. Sono un traduttore ufficiale, cercherò di fare il mio meglio. Comunque dice che cercherà di dare un quadro della situazione catalana il più obiettivo possibile. Io approfitto mentre arrivano le slide, eccole qua, di ringraziare perché noi i nostri studi li abbiamo iniziati soprattutto grazie alla collaborazione con l'Università di Barcellona, da lui rappresentata, e anche di altri centri studio, soprattutto tedeschi e inglesi. Prego. Thanks. Well, first of all, I prepared an introduction to explain the historical context of the conflict of Catalonia, but I think that this will be too long, so I will just go. Supera la parte storica la parte storica, because I think that it will take a lot of time, and all of us also want to go to eat something also. Yes, please. This is the index where I will talk first about this little historical context. Later I will talk about the economic feasibility of possible independent Catalonia, and then I will also take the issue of the European Union and the euro. And finally we will try to make our conclusions. Yes, please. Ecco, quindi questo era l'indice, parlerà della situazione e poi anche di quello che potrebbe avvenire con l'indipendenza della Catalogna. One more. Thanks. Another more. Well, this was all the. Yes. Please, a little more. Yes, thanks. Well, if you another. Thanks. Here. Fantastic. Well, first of all, if we begin to understand the Catalan conflict during the dictatorship of Franco, we will agree that during this period the Catalan identities, speaking Catalan or all the Catalan manifestations were a taboo. Quindi lui parla during the period of Franco. No? Yeah, during the dictatorship of Franco. Franco ha parlato del tentativo sempre, no, di mantenere la vostra identità anche culturale rispetto alla dittatura. Well, and after... thanks. Much better. Yeah. Well, so... And after all this dictatorship, finally the democracy come, and we have the chance to have a new statute of autonomy, and that was mixed with a long period of social and economic progress. Dopo la dittatura hanno avuto più possibilità ovviamente di libertà, ed è questo il periodo dove è aumentato in particolare il progresso economico. Yes, thanks. And the problem of the independentism came in 2006 when the Constitutional Court of Spain said no to the new Statute of Autonomy. Ecco, il problema dell'autonomia e poi l'indipendenza è avvenuto nel 2006, quando la Corte Costituzionale spagnola disse di no allo statuto della regione Catalogna. So the decision of the Constitutional Court pushed independentism. E quindi portò appunto alla volontà dell'indipendenza. As you can see in the graph, when this decision was made, the green line is the supporters of independentism in Catalonia, so in really few time we can observe how the supporters of independentism raised a lot, from the 15% until today
to the more or less 50% of the population. Praticamente è arrivato a superare la metà della popolazione il bisogno e la volontà di indipendenza. Se voi vedete dal grafico, la linea verde aumenta costantemente, ma soprattutto dopo il 2011. As a Catalan citizen, I have to say that in part we can, this feeling comes from that we feel that we receive a bad treatment from Madrid. Sì, quindi come cittadino catalano lui dice che la maggior parte di questa crescita di indipendenza deriva proprio dal trattamento che è stato riservato loro da parte delle autorità centrali spagnole. Why? Because in part they did not recognize us as one nation, and secondly because the radial center model based on Madrid it's still not really favorable for our interest, but later I will explain that in more detail. Poi spiegherà meglio, ma è soprattutto il fatto che loro non sono stati riconosciuti dalla Spagna come una nazione. Questo ha scatenato di più appunto questo bisogno di indipendenza. Well, after this decision of the Constitutional Court, there were a lot of demonstrations. In 3 years, we have really huge demonstrations in all Catalonia. This is in Barcelona. Was the biggest demonstration in the history, the history of Catalonia. As you can see in the graph. Di manifestazioni, questa è la più grande manifestazione che c'è mai stata nella storia della Catalogna ed è avvenuta when? This was 3 years ago. 2 anni fa, quindi un crescendo verso l'indipendenza. Exactly. Before beginning to speak about the Catalan case, I would like to ask you one question. What means to become independent? Prima di tutto vi fa una domanda a tutti noi: che cosa vuol dire diventare indipendenti, per dopo parlare del resto. Of course, today we live in a globalized world, so it's true that we can become independent from other states, but not in front of markets. C'è un paradosso che si può diventare indipendenti da stati, ma non dai mercati, intesi questi immagino come globalizzazione, no? So I think that it will be important that if we really want to have authentic state instruments, we should try to go for a greater political and economic European integration, because it's here where we can really have an authentic more rights and more freedoms. E quindi per riuscire ad andare incontro e risolvere questo paradosso, per loro è importantissimo il rapporto con l'Europa. So another preliminary question that I think that it's really important to understand why every day more and more people in Catalonia is becoming independent is this question: why the Spanish government don't allow Catalonia to celebrate their referendum? Questa domanda è alla base del fatto perché appunto il governo spagnolo non permette alla Catalogna di avere il suo referendum. È la risposta appunto a questa che provoca un aumento costante e continuo di gente che vuole l'indipendenza. Mainly because the central government says that if they say yes to the referendum, this will mean that automatically Catalonia will be recognized as a political subject, even if finally there is a referendum about independence or not. Ecco, questo è interessante, non c'è una risposta positiva, prima di tutto indipendentemente dal risultato di un eventuale referendum, perché ci sarebbe il riconoscimento della Catalogna come soggetto politico importante. So, by the way, this is the independent Catalan flag. Questa è la bandiera della Catalogna. The first important question that we have to ask in our case, in the Catalan case, is a Catalan independent state economically feasible? E quindi è fattibile un'indipendenza della Catalogna come Stato dal punto di vista economico? What do you think? Cosa pensate? Yes, of course it's feasible, because there are smaller countries with less potential, less diversified,
and more dependent than us, so of course a Catalan independent state can be economically feasible. E quindi lui fa anche riferimento a tanti altri stati che esistono, che sono ben più piccoli e meno potenti economicamente della Catalogna, e quindi anche questo dimostra che ciò è possibile. But the problem, in my opinion, is that it's not about economic feasibility, but on political feasibility and the consequences and the transitions cost that we can have if we make an unilateral declaration of independence. Il problema di una dichiarazione unilaterale di dipendenza è più che un problema però di tipo economico, di fattibilità economica, è, come leggete, soprattutto, ecco vedete la traduzione, di fattibilità politica, soprattutto rispetto al problema della zona Europa e zona euro, di come ci si dopo rapporta con quest'area per la quale la Catalogna è grande esportatrice. For instance, questions about the permanence or not in the European Union and the continuity using the euro inside the euro system will be a pivotal issue. So if one thing is clear is that Catalonia cannot survive economically isolated. Dice che quindi la Catalogna, isolata dal resto del mondo, non può evidentemente riuscire a sopravvivere dal punto di vista economico. Well, so here, as you can see, I will try to explain what are the main positions about the supporters of independence and the people that say that are against. And maybe the most controversial point is the trade-off between the benefits from the presumed elimination of the negative fiscal flows versus the reduction, the cost, about the reduction of the sales to the rest of the Spain market. Quindi il punto più controverso che loro analizzano è quello da una parte i benefici sul fronte fiscale, perché non c'è più quindi il residuo fiscale, l'uscita del denaro, delle tasse, però c'è il problema di una riduzione di vendite delle loro imprese verso il mercato spagnolo. And the truth is that still nowadays the main customer of Catalonia in exports is still Spain. Perché per la Catalogna, e qui io aggiungo a differenza del Veneto, il mercato spagnolo, per noi quello italiano, resta per la Catalogna il primo cliente partner commerciale. Okay, so let's analyze this problem more closely. There are authors in the academic field that say that if we become independent, this will be really negative because we will have what is known a border effect, no? So the mere existence of a frontier lowers very remarkable the trade between neighboring countries. Ecco, lui parla qui proprio dell'effetto negativo che avrebbero le frontiere, perché soprattutto con le regioni, con i paesi vicini, provocherebbero le frontiere una riduzione dei flussi di beni e prodotti. For instance, there is one article from Rodríguez Mora of 2012 that says that in the long term there will be a reduction of the GDP of Catalonia about 9%, because he compares the economic trade between Spain and Portugal, and then he makes a kind of a study where he tries to more or less study what will happen with this border effect with Catalonia. Questo studioso, Rodrigo Mora, parla appunto della riduzione del PIL della Catalogna del 9% e della Spagna del 2,2%, senza considerare l'eventuale boicottaggio fatto nei confronti dei prodotti catalani da parte del resto della Spagna. Well, as you can see, I am trying to put all the positions on the presentation. Ecco, vedete che sta cercando di portare tutte le varie posizioni nella sua presentazione. Well, but however, there are other authors like Paluzzi, Cuadras and Winjuan, Antras and Ventura or Amat that offer really different results. Why? Altri studiosi, qui li vedo molto più numerosi, portano invece risultati differenti. First of all, because they say that the border effect does not occur from one day to another, so it's quite unthinkable to think that suddenly the trade flows between Catalonia and Spain will fail by the 80%. Il primo
primo aspetto da tenere presente è che è impossibile, secondo questi studiosi, che l'effetto frontiera possa ridurre da un giorno all'altro dell'80% il passaggio di merci fra la Catalogna e la Spagna. So even if and secondly, even if it's true that Spain is still the first customer of Catalonia, the share of the exports of Catalan Spanish market has been declining really fast in the recent years. For instance, in 1995 there was the 63.5% and now it's only the 47%. So this is also another point that I think that we should take in consideration. E comunque lo scambio di merci Catalogna-Spagna è diminuito dal 1995, dal 1905 al 2011 da 63,5 a 47,1%. Declining. So what is the conclusion on this? That maybe we could agree that in the medium term the reduction finally of the GDP of Catalonia at least will be between 1.7 or 2.2 in the most negative scenario. E quindi per questi studiosi in realtà questo effetto frontiera può portare al massimo fra l'1,7% e il 2,2% l'effetto di riduzione del flusso di prodotti. Taking in consideration all the points all the points of view that we have seen. So now we are going to explore the most controversial point of our presentation, that is the famous fiscal flows with the rest of Spain. E adesso parliamo invece dell'aspetto più controverso, che è quello appunto di quello che appunto chiamiamo deficit fiscale o residuo fiscale, che sarebbe il flusso fiscale verso la Spagna, delle tasse dalla Catalogna verso la Spagna. If you now go to Barcelona and ask somebody why do you want the independence of Catalonia, probably the main argument will say because we pay a lot of taxes and we have a really high fiscal deficit. Che poi questo argomento, quello del fiscal deficit, residuo fiscale, il principale argomento che porta moltissimi a dire vogliamo l'indipendenza. However, there are academics and people and citizens that think that this is not true. So we will try here. First of all, we have to say that estimating inter-territorial fiscal balance is a task with relative methodological complexity. Questo lavoro, diciamo, di studiare i flussi fiscali è un lavoro non facile che quindi implica studi notevoli. However, the government of la Generalitat, the government of Catalonia and the government of Spain finally made reasonable, reliable estimates, and then we are able now to compare it. E quindi il governo della Catalogna ha fatto, con riferimento all'anno 2005, effettivamente invece degli studi molto affidabili, che fra l'altro devo confermare sono quelli che noi anche abbiamo usato per fare un confronto con quelli italiani e veneti. Okay, so in fact I am from the University of Barcelona and I have the chance to speak with the Minister of Economic, the Minister of Economy of la Generalitat de Catalunya, and he gave me this graph where we can see all the possible ways to estimate the possible fiscal deficit. Come Università di Barcellona ha avuto la fortuna di poter continuare ad avere un rapporto con l'ex ministro dell'economia e delle finanze della Catalogna, che gli ha dato questa tabella. Antoni Castells, by the way. Antoni Castells. Yes. So, as you can see in the graph, depending on the way we calculate these fiscal flows, we can have really different results. So, as you can expect, the people that is against independence, they, for instance, point out, for instance, in the year 2009, there was a superávit. Wow, this is incredible, no? For some people, but if you change the way to calculate it, we have a really huge fiscal deficit. So, of course, now I will not try to explain then how we calculate this, because as I said before, we can.
these sources are official. Questa è una fonte ufficiale e voi vedete che ci sono vari modi per calcolare quello che è la conseguenza, cioè quello che è sono i residui fiscali col resto della Spagna in percentuale del PIL della Catalogna, ma i diversi studi danno percentuali diverse. Da questi capisco che più è alta la cifra, più è alto il residuo fiscale che viene dato alla Spagna da parte della Catalogna, più alta la percentuale. Yes, so very shortly, if we want to really know how to interpret these results, we have to observe it depending on what is our objective. E quindi da questo studio poi noi riusciamo a capire meglio dove vogliamo arrivare con il nostro lavoro di oggi. If our objective is to see the impact on the Catalan GDP, we should look on the approximation based on the monetary flux, that is the one that is in the upper part. Quindi, volendo essere obiettivi, io dovrei guardare soprattutto la parte superiore di questa tabella, dove ci sono i flussi monetari. On the other hand, if we want to see the effects of the independence of Catalonia on the Catalan public deficit reduction, we should look on the approximation based on the benefit flux. Mentre invece la parte quella sotto ci sono i vantaggi dal punto di vista della riduzione del flusso del residuo fiscale. And as you can see here, there is the word of neutralization. Neutralization means the real fluxes if the Spain central government budget will be equilibrated. Questo, Risa did not understand, I'm very sorry. The word neutralization. Sì, no, neutralizzazione, yes. Means the real fluxes if the Spain central government budget will be equilibrated. Allora, se ci fosse un bilancio dello Stato spagnolo che fosse equilibrato, questi sarebbero quindi i risparmi di flusso rispetto al PIL, di flusso fiscale dalla Catalogna verso la Spagna. So, if we want to see the effects on the short term, we have to look at the methodology without neutralization. Se vogliamo guardare invece l'effetto quello a breve termine, dobbiamo guardare quello della parte sopra, delle righe sopra senza neutralizzazione. And on the other hand, if we want to see the effects on the long term, we have to look on the neutralized methodology. Se invece vogliamo guardare quelli del lungo termine, and also the total public expenditure is normally used when there are times of no crisis, of no economic crisis. E qui si tiene conto di una spesa pubblica in tempi non di crisi. So, as you can see, usually the interpretation of these results, as I have said previously, is also really predetermined by political positions. Allora, per coloro che hanno delle posizioni politiche, diciamo, predeterminate, quindi ci sono delle interpretazioni diverse su questi numeri. So, as I said before, for those who are against the independence, the fiscal deficit of Catalonia is without question only the 0.4 of the GDP. Esatto, un effetto positivo sulla Catalogna solo dello 0,4% del PIL come flusso di appunto, tasse della Catalogna verso la Spagna. On the other hand, for those who are really for the independence, the only valid data is the 8.5. So hence, from this point, here comes the so popular and famous figure in Catalonia of the 600 heroes flying every year to Madrid. Ecco, invece nel secondo caso, per coloro che vedono positiva invece l'indipendenza, vedete che tenendo conto di questo dato di valore assoluto di 16.500, quindi sarebbero 16 miliardi e mezzo di euro dalla Catalogna alla Spagna, il dato è dell'8,5% sul PIL di flusso delle tasse verso la Spagna. So, of course, the work of the academics and scholars is to introduce some rationality in the debate so that people can freely take their decisions with the knowledge of the pros and cons of each alternative.
E quindi ecco, c'è la possibilità di discuterne, di parlarne, e questo viene fatto spesso nella loro università. So, conclusions. We could agree with this table, with the previous table, that in the long term we will receive, in the case of independence, we will receive a positive impact on the GDP of Catalonia between 7.0 and 1.5. E quindi questa è la conclusione che loro hanno fatto, che con un'eventuale diciamo, indipendenza l'effetto positivo sulle finanze pubbliche sarebbe molto forte e porterebbe quindi a un aumento del PIL della Catalogna fra il 7 e l'8,5%. However, the effect is smaller in the short term, around 0.4. Fanno anche un riferimento a quello che potrebbe essere il lungo termine, scusate, il corto termine, grazie, il corto termine, in termini di finanze pubbliche sarebbe del 3%, dal 0,4 al 3%. Of course, here we also should take in consideration the cost of the creation of a new state that will reduce considerably in the short term the impact on growth. E quindi questo è il risultato che abbiamo appena visto, che vi ho anticipato dicendo questa cifra di crescita del PIL. So, once we speak about that, now we are going to speak about also a really important point, that is the relation of a possible independent Catalonia in the context of the European Union and the Eurozone. E adesso vuole affrontare il tema, quello della possibile indipendenza della Catalogna con riferimento all'Europa, all'Unione Europea e alla Eurozona. Normally, the people that is against independence says that an independent Catalonia will be automatically excluded from the European Union and will be really difficult to return. Ovviamente quelli che sono contro l'indipendenza della Catalogna in Catalogna dicono che la Catalogna sarebbe esclusa dalla partecipazione all'Unione Europea e non potrebbe mai tornarci dentro. And the people that is pro-independence in Catalonia tend to minimize the difficulties of staying there, or enter much quickly, or the cost of not forming part. E quelli invece che sono a favore dell'indipendenza cercano di minimizzare questi aspetti eventualmente negativi che potrebbero derivarne. So, the first considerations that we have to say is that whether or not an independent Catalonia, all the Catalans, excuse me, I will whether or not an independent Catalonia formally a member or not in the European Union, almost everyone will be interested in maintaining the current conditions, because we have a lot of enterprises that are here, and the commercial links are very strong with Europe, and of course a very high percentage of transport of goods between Spain and the rest of Europe. Evidentemente l'eventuale indipendenza della Catalogna non porterebbe a un vantaggio per nessuno di un'esclusione del mercato unico europeo, per la reciproca presenza che c'è di imprese catalane in Europa, ma anche di imprese europee in Catalogna, e non ci sarebbe senso di non avere la Catalogna ancora all'interno dell'Unione Europea. Consequently, it seems quite unlikely that they rose again the customs between Catalonia and the European Union countries, or eliminate the movement factors or products freedoms provided by the treaties. It's really unlikely. Sembra veramente una cosa impossibile quella che l'Europa ponga poi delle frontiere intorno alla Catalogna, impedendo il libero movimento di vari fattori produttivi. And now, what about the euro? About invece con riferimento alla Eurozona, what currency will an independent Catalonia have? Quale potrebbe essere la valuta di una Catalogna indipendente, la moneta? Create a new Catalan currency, continue using the euro but not being part of the Eurozone, and therefore without the inherent rights that it entails. Una moneta totalmente catalana, oppure continuare ad utilizzare l'euro? Of course, this is a pivotal issue. Evidentemente questa è la cosa che mi pare voi volete. You prefer the euro? Yeah. Well, this is the question. Once inside the euro, the cost of living it will be difficult to take.
dice che una volta dentro nell'euro i costi per lasciarlo sarebbero molto difficili da sopportare. First of all, because Catalan banks will have serious limitations to access to the liquidity mechanisms provided by the European Central Bank, which have been essential for survival in the recent crisis years. E ci sarebbero dei problemi di limitazione di accesso al meccanismo di liquidità che è stato previsto e fatto da parte della Banca Centrale Europea, molto importante per la sopravvivenza in questi ultimi anni. Secondly, because if we use the euro but not inside the euro system, Catalonia's government will face really a lot of difficulties in financing its own debt throughout the markets without the access to the mechanisms provided by the ESM, the MEDE in Spanish. E ci sarebbe quindi il problema di finanziare il debito pubblico catalano. Il debito pubblico catalano sarebbe difficile da finanziare se fosse fuori dalla zona euro. And in the case that we have a new Catalan currency, of course, if we have to return our debt, much of it expressed in euros, and our currency will be devaluable, it will be really difficult. E per cui il problema più grande, sapete quello che si discute anche da noi, che il debito in con una valuta propria che si dovesse svalutare sarebbe molto difficile poi da rimborsare. Therefore, the stage of being outside the euro is simply not sustainable. E quindi essere fuori dall'euro sarebbe non sostenibile. So, President Mas is saying that Catalonia cannot stay out of the euro and the euro area. So, if we take in consideration this, e quindi questo porterebbe praticamente la Catalogna a essere ostaggio in una negoziazione fra stati di questa cosa. But of course, maybe you say nowadays, so of course it's an important issue that we have to take in consideration. But above all, the European Union will have the last word on the question of the permanence of an independent Catalonia in the euro. In the European Union, excuse me. Sì, e quindi in questo momento si preferisce praticamente dare poca importanza a questo aspetto delle negoziazioni, essere o non essere dentro l'UE nella zona euro. So now, to finalize this presentation, we are going to see two possible hypotheses of the objective that the European Union will have to do in a case of a possible independence of Catalonia. E adesso studiamo altre ipotesi riguardanti appunto l'indipendenza della Catalogna. The first of all, try to avoid the independence of Catalonia. Quindi evitare completamente l'indipendenza della Catalogna. Why? To avoid a considerable instability factor. Per evitare un fattore di stabilità. To avoid a possible contagion effect. Effetto contagio. Or to avoid the significant weakening of the Spanish state's solvency, which could drag into a serious euro crisis. E quindi anche per evitare di creare un default praticamente dello Stato spagnolo. In this stage of the process, probably the European Union will act in two directions. The first one, seriously warning that an independent Catalonia will remain outside the European Union, as the treaties say. E quindi l'Unione Europea in questo momento sta mettendo in guardia la Catalogna sul fatto di diventare indipendente, dicendo potreste non far parte dell'Unione Europea. Also pressuring the Spanish government to find an agreement that give up the independence feeling in Catalonia. E nello stesso tempo cercare di convincere l'Unione Europea e il governo spagnolo di fare in maniera tale che venga riconosciuto comunque il bisogno di indipendenza della Catalogna. But Professor, I don't want to bother you, but the risotto is ready at 30, at 1:30. Excuse me. So I am thinking, yeah. So, yeah, 1 minute. One moment. Okay.
excuse me. Yes. So yeah, I am finishing. So then, if finally the independence came inevitable, the European Union will try to become with the lower possible costs. E quindi l'Unione Europea mi fa capire questo, che loro stanno parlando molto con l'Unione Europea sul tema, cerca di convincere a trovare insomma il sistema che abbia i minori costi possibili. So finally, yes, I finish with this one. What is the nowadays status quo in the international and European Union law? First of all, if we want to, if we made an unilateral declaration of independence, the European Union, if we want to apply for the membership, we have to be an independent state recognized in the world, in the United Nations. E quindi questo adesso è quello che potrebbe avvenire nel caso di indipendenza, tenuto conto dei principi di Copenaghen, di Copenaghen e del Trattato di Lisbona, che si applicano solo a coloro che sono membri dell'Unione Europea. But the Security Council of the United Nations have to recommend the acceptance in the international sphere to the General Assembly of the new state, but this Security Council have the veto right. E quindi loro stanno anche valutando come eventualmente avere un riconoscimento all'interno dell'ONU come Stato indipendente. So it seems quite unthinkable that Russia that have the problem of Chechnya, that China that have the problem of the Tibet, or the Obama administration or France will have unanimity to recommend to the General Assembly to accept Catalonia as a state with normal international life. E quindi stanno cercando di capire con l'ONU che cosa potrebbe succedere, perché tengono conto del fatto che la Russia ha il problema della Cecenia, la Cina per esempio quello del Tibet, e quindi che questi riconoscimenti di nuovi stati possono essere negativi per loro. So probably Catalonia will be a state, but a state with no international recognition, like Palestina or Kosovo. Mentre dall'altra parte c'è l'esempio positivo per la Catalogna della Palestina e del Kosovo, che sono invece stati riconosciuti con una normale vita internazionale. But if this changes and finally Catalonia is a member of an actor accepted in the international sphere, then to apply again to be again in the European Union, we will enter into an intergovernmental negotiation where unanimity is required. E siccome c'è unanimità da parte degli altri stati europei per ammettere un nuovo Stato, dovrebbero discuterne appunto con la Spagna, che non ponga il veto per entrare nell'Unione Europea. Not only maybe Spain, but maybe also other countries that, o altre regioni, like Italia. Come l'Italia per esempio. So, conclusions. 3 conclusions. First one, Catalonia cannot afford to stay out of the Euro and European Union. Catalonia, prima conclusione, non può restare fuori della zona euro e dell'Unione Europea. But this does not inevitably mean that Catalonia is a hostage to the Spain in the negotiations. Ma questo non deve significare che la Catalogna è ostaggio della Spagna o di altri nelle negoziazioni. So the only solution to this conflict is the path of negotiation and agreement, even to achieve the independence. E quindi l'unica soluzione è quella che bisogna per forza arrivare ad una negoziazione per arrivare comunque ad un'indipendenza. Thanks.